comunale del Comune di Trieste e porto il mio saluto e un sentito ringraziamento al Comitato del 25 aprile che ha promosso una serie di importanti momenti di riflessione collettiva in occasione dell'80° anniversario della liberazione. Io come consigliera comunale sento il dovere di ricordare che il 25 aprile non è soltanto una ricorrenza, lo sento dire in maniera drammatica molto spesso. Non è solo una ricorrenza, è una responsabilità politica e civile. Politica perché le istituzioni devono essere il primo presidio dei valori della nostra Repubblica e anche della nostra Costituzione. Civile perché quei valori antifascisti ci interpellano ogni giorno. Da che parte stiamo? La Resistenza non ha fondato solamente uno Stato democratico, ha proposto un altro modo di intendere la politica. Una politica democratica riconosce il limite del potere di governo e il valore del confronto, dell'ascolto, della responsabilità civica. Ma quando chi governa usa il consenso come un lasciapassare per escludere il dissenso e ignora volutamente che la crescente astensione è un segnale di sfiducia profonda nelle istituzioni, allora la democrazia perde il suo significato più autentico. In un tempo in cui le garanzie democratiche sono viste come ostacoli, in cui la separazione dei poteri è considerata un fastidio e la tutela dei diritti civili fondamentali viene disattesa, resistere oggi significa difendere una democrazia reale, fatta di confronto, partecipazione e rispetto delle regole. Oggi come cittadine e cittadini che credono nei valori della Resistenza prendiamo parola in nome di quella scelta, quella di donne, uomini che decisero di non accettare l'ingiustizia, di non restare in silenzio, di non voltarsi dall'altra parte. La Resistenza fu prima di tutto ribellione contro il fascismo, contro un'idea di società gerarchica, autoritaria, diseguale, dove i diritti civili furono negati. Dopo l'8 settembre 1943 la Resistenza diventò anche lotta di liberazione contro l'occupazione nazifascista e il suo significato più profondo resta quello di una scelta politica e morale contro ogni forma di oppressione. Qui, alla frontiera alto-adriatica, la Resistenza ha assunto forme particolarmente complesse, non starà a me approfondirle. Lo farà con competenza lo storico professor Patrick Carlsen, che ringrazio di essere qui con noi. Ma proprio in un territorio segnato da tensioni e scelte difficili, la Resistenza ci ricorda che la libertà non nasce in condizioni ideali, nasce da scelte difficili, in contesti incerti, ma nella pluralità delle voci, quello che sta mancando adesso nelle nostre istituzioni. Oggi non viviamo solo un processo di dimenticanza e io voglio citare una frase che è stata detta ieri in occasione della conferenza stampa del Comitato 25 aprile dalla professoressa Tullia Catalan. Assistiamo ad una rimozione della memoria storica, soprattutto dalla memoria politica. Si manomettono le radici della Repubblica, si distorce la storia per convenienza e si smarrisce il significato più profondo della democrazia, nata dalla Resistenza. Quando non si concede nemmeno il patrocinio alle iniziative del 25 di aprile, non è una scelta neutra. Si rifiuta di riconoscere il legame tra quella memoria e le fondamenta della nostra democrazia. È un segnale di distacco profondo dai principi costituzionali
e rischia di spingere questa città verso una forma di oblio pubblico e istituzionale. Ed è per questo che è necessario tornare alle radici. La nostra Costituzione non è nata per caso, è il frutto di una lotta collettiva per la dignità, la giustizia, la pace tra i popoli. E non a caso ricorda con l'articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti. E questo articolo chiede giustizia concreta e partecipazione reale. Oggi, davanti a chi riduce la democrazia a un semplice voto, va ricordato che essa vive di relazioni, di confronti, di diritti effettivi e garantiti a tutte e a tutti. Con l'articolo 1 la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, nei limiti, perché il potere che non conosce limiti non è democrazia, è dominio. E oggi vediamo maggioranze che si arrogano il diritto di escludere chi dissente. Vi ricorda qualcosa? Un decreto così a caso, che trattano il confronto come una perdita di tempo, che credono che vincere significhi poter ignorare tutti gli altri. Ma la Resistenza ci ha insegnato il contrario, che la forza di una Repubblica democratica sta nei limiti che essa si dà, nelle pluralità che riconosce e nel rispetto di tutti. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e anche questo principio è profondamente tradito nella politica estera, che accetta la guerra come inevitabile, dalla retorica pubblica che la banalizza o la glorifica. Parlare di resistenza oggi e farlo qui a Trieste significa ricordare che libertà, democrazia e pace non sono solo un'eredità, sono una nostra responsabilità. La Resistenza ci insegna allora che il cambiamento non arriva mai dall'alto, ma nasce dalle scelte quotidiane, da relazioni costruite, da senso di responsabilità condiviso. E questo impegno lo vediamo ogni giorno in chi lavora nei territori per tenere vive la memoria e promuovere la partecipazione, nelle associazioni, tra i volontari, tra i cittadini attivi, presenti e nei comitati come quello che ha promosso l'incontro. È da qui che si può ripartire con una politica che ascolta, che rispetta e costruisce, perché resistere oggi significa continuare a prendersi cura di ciò che conta. Io passo ovviamente la parola a Carlsen, che avrà il compito di aiutarci a capire. Grazie. Grazie mille ad Alessandra Richetti, grazie mille al Comitato che ha inserito questo avvenimento in una ampia gamma, no, di incontri, di iniziative. Mi sembra che il programma sia veramente foltissimo. Bello vedere Trieste, la Trieste democratica, insomma, che si mobilita, che si organizza per l'80° anniversario della liberazione. Bello, insomma, riconoscersi, no, nei valori che Alessandra ha così ben illustrato. E con questo spirito, quindi, che ho accettato l'invito dell'amico Paolo di venire qui a cercare di delineare, insomma, un quadro della resistenza nella nostra regione, o meglio nelle nostre regioni, no? Perché la nostra regione è qualcosa comunque di particolare, una regione transfrontaliera, transnazionale, e così è stata anche la resistenza, quindi è, diciamo, riduttivo e anzi serve a poco concentrare lo sviluppo, la descrizione di quella che è stata la resistenza all'attuale regione Friuli Venezia Giulia. Si perderebbero un sacco di logiche, un sacco di dinamiche molto più ampie che hanno investito tutta la zona di frontiera alto-adriatica, sostanzialmente, no? A cominciare per esempio dalla costituzione dell'Ozac,
no? L'8 settembre 43, dopo l'8 settembre 43, ricordiamo alcuni capisaldi, ecco, per orientarci, no? La creazione di questo litorale adriatico, zona di occupazione litorale adriatica da parte dei tedeschi, da parte dei nazisti, che aveva un'estensione molto ampia, insomma, no? Si andava dalla provincia sostanzialmente di Udine fino a Lubiana, quindi era un territorio che inglobava l'ex provincia italiana di Lubiana, no? Che era stata creata a seguito dell'aggressione italo-tedesca di tutte le forze dell'asse alla Jugoslavia. Quindi è una vicenda questa complessa, una vicenda peculiare che ha una serie di caratteristiche. Ecco, un'altra piccola premessa che vorrei fare è che di resistenza, sulla resistenza si studia non da tantissimi anni. Cioè la storiografia italiana in particolare ha affrontato tardi dal punto di vista scientifico questo spartiacque poi della storia del Novecento, come ha detto Richetti poco fa, no? Insomma, il presupposto proprio delle costituzioni repubblicane e anche dell'Unione Europea, sostanzialmente. L'antifascismo, la resistenza è il pilastro su cui è stata costruita poi l'Unione Europea. E perché? Perché prima la resistenza era avvolta nei miti celebrativi, era ovviamente il mito fondativo della Repubblica e come tutti i miti include tanto ma esclude anche tanto altro, ed era vista da quella consistente parte degli italiani che non aveva partecipato alla lotta di liberazione, che si era riconosciuta nel fascismo come un qualcosa di non proprio, Ovviamente il tema della resistenza ha risentito per tanti anni, no? Delle polemiche politiche, delle divisioni, della guerra fredda, eccetera, eccetera. Solo dopo gli anni 90, quando ovviamente è venuto giù quel sistema, la guerra fredda, tutto è venuto giù, la prima repubblica, quella che chiamiamo la prima repubblica, di conseguenza, allora c'è stato quel distacco temporale e anche emotivo probabilmente che ha consentito agli studi di affrontare questo tema in maniera, appunto, diciamo così, come si dovrebbe fare, no? Con gli strumenti, le metodologie della ricerca storica. Il nostro istituto, io oltre che l'Università di Trieste dove lavoro, rappresento anche l'Istituto per la Storia della Resistenza in Friuli Venezia Giulia. È stato fondato nel 1953, ha avuto una lunga attività soprattutto di raccolta documentaria, di testimonianze, no? Ha prodotto delle ricerche che però con difficoltà avevano trovato una sintesi, anche questa è arrivata in anni recenti, no? Abbiamo pubblicato un dizionario per la storia della frontiera alto-adriatica che ha voluto essere appunto un po' incarnare questo momento di sintesi e anche costituire uno strumento divulgativo, perché ci eravamo accorti che, insomma, magari negli ultimi 20-30 anni gli studi erano anche stati fatti, però non era veicolato nell'opinione pubblica, insomma, la mole di conoscenza che era stata accumulata. Quindi con questo strumento, il dizionario per la storia della resistenza alla frontiera alto-adriatica, abbiamo cercato di colmare questo vuoto. Allora, dicevo dei tratti specifici. Intanto, quando inizia la resistenza italiana? È stato detto, no? Dopo l'8 settembre del 1943. Bene, dimenticatevelo, perché qui la resistenza comincia molto prima, comincia nel 1941. La data, insomma, che fonda e dà avvio a questo movimento di resistenza è l'aprile 1941, diciamo così simbolicamente, cioè il momento in cui l'Italia con la Germania, con tutti i paesi confinanti, la Bulgaria, la Romania, attaccano la Jugoslavia. E perché? Perché si comincia a organizzare la resistenza jugoslava, ovviamente, con un ruolo dalla fine di aprile del 41 in poi sempre più importante, sempre più direttivo da parte del Partito Comunista Jugoslavo, che comincia ad organizzare anche nei territori che erano stati assegnati all'Italia dopo il 1918, quindi a questi territori di frontiera, comincia ad attivare prima le strutture politiche e poi a partire dal 1942 anche le proprie formazioni armate. E questa resistenza comincia a mettere in seria difficoltà la stabilità, la sovranità del regime su queste terre. È un fenomeno già, un movimento che già dal 1942 comincia a essere di massa,
Tanto, non a caso, viene creato proprio nel 1942, ancora dal regime fascista, uno speciale ispettorato di polizia, l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza, dedicato alla repressione antipartigiana. Guardate un po', utilizzando e chiamando lo stesso staff, composto per lo più da personale siciliano, no? Dal vicequestore all'ispettore che era Gaetano Collotti, che aveva alle spalle l'esperienza della repressione del movimento mafioso, della criminalità organizzata in Sicilia. E come era stata debellata la mafia in Sicilia? Con delle particolari tecniche poliziesche, infiltrazione nel movimento, violenza, tortura, e queste tecniche il regime le vuole applicare nella Venezia Giulia, che ancora esisteva nel 1941, in funzione antipartigiana. Questo per dirvi quindi che già dal 1942 il movimento resistenziale è una realtà che non si può più evitare di considerare. Quindi la precocità, e questa precocità non solo determina l'inizio della lotta di liberazione nella regione Alto Adriatica, ma anche condiziona l'inizio della vera e propria resistenza italiana in queste regioni. 8 settembre 1943, qui il primo distaccamento Garibaldi, cioè il primo distaccamento partigiano composto da alcuni comunisti friulani che erano riusciti a sopravvivere alla repressione fascista nel corso del ventennio, si forma nell'Alto Friuli già a marzo del 1943. Quindi sia che prendiamo come punto di vista la resistenza generale, sia che prendiamo come punto di vista la resistenza italiana, vediamo questi caratteri di precocità. Poi, altro tratto che contraddistingue la resistenza regionale, diciamo così, di questa area alto-adriatica è la multinazionalità, ovviamente. È un movimento multinazionale, cioè composto e portato avanti da diverse componenti nazionali. Ovviamente c'è la resistenza croata e slovena che si riconosce nel movimento di liberazione jugoslavo e c'è la resistenza italiana. Come vedremo, una delle grandi questioni sono i rapporti fra questi movimenti di resistenza. Ma non è solo multinazionale, e adesso uso un parolone difficile, è anche transnazionale, perché un conto è movimenti di resistenza di diversa nazionalità affiancati l'uno con l'altro, un conto è quando questi movimenti interagiscono insieme, si influenzano l'uno con l'altro e magari ne esce qualcosa di nuovo. Questo è transnazionale, no? E infine, qua ovviamente tutti sappiamo, no? Anche dai racconti semplicemente familiari, come questa terra sia stata martoriata lungo tutta la storia contemporanea, no? Per tutto lungo l'Ottocento, da scontri nazionali che erano anche sociali, perché questa è una peculiarità, no? Di quest'area, dove i conflitti nazionali si sovrappongono ai conflitti sociali, e che accomuna quest'area alla grande realtà dell'Europa centro-orientale. Ecco, questi scontri nazionali pregressi, che 20 anni di fascismo non hanno fatto altro che istituzionalizzare e radicalizzare, al momento in cui si insediano i tedeschi vengono ulteriormente esacerbati. E su questo strato di conflitti nazionali, terre contese, le vogliono tutti, le vogliono gli italiani, le vogliono i croati per l'Istria, le vogliono gli sloveni per queste stesse terre, no? Quelli che chiamano il litorale, la fascia litoranea, grosso modo, che dalla Slavia veneta prende Monfalcone, Gorizia, Trieste e il circondario. Ecco, su questo strato di conflitti nazionali si innesta un'altra lotta, che è la lotta ideologica. Quale? Allora, in Italia la lotta ideologica è tra fascismo e antifascismo. Le cose sono più semplici, in un certo senso. Oppure antifascismo e nazifascismo dopo l'8 settembre 1943 con l'occupazione del centro-nord Italia e la creazione della RSI, no? La Repubblica Sociale Italiana. E qui non è così. Qui, per tutta una serie di avvenimenti che adesso cerchiamo anche di spiegare, il conflitto diventerà sempre più fra nazismo e comunismo. Che è esattamente la stessa cosa che si verifica contemporaneamente nell'Europa centro-orientale, dove naturalmente lo scontro
all'indomani dell'operazione Barbarossa, dell'attacco nazista all'Unione Sovietica, in tutta questa enorme fascia di territori che va dal Baltico sostanzialmente al Mar Nero, lo scontro è fra nazismo e comunismo. Allora, da qui capiamo come il 1941, l'attacco appunto italo-tedesco dell'asse alla Jugoslavia, determini in un certo senso il destino, il futuro di questa regione. Perché naturalmente questo attacco fa, come dire, carta bruciata del trattato di Rapallo, con cui nel primo dopoguerra erano stati fissati i confini, ovviamente non vale più nulla, ma non solo. Trasforma questa regione nelle retrovie del teatro operativo militare balcanico. Quindi, intanto è la premessa per le future rivendicazioni jugoslave su questi territori. Rapallo non vale più niente, ci avete di nuovo attaccato, adesso li mettiamo tutti in gioco. Cioè, le conquiste italiane del 18 vanno in fumo sostanzialmente. Quindi queste terre diventano adesso la premessa per le rivendicazioni jugoslave future. Ma non solo, pian piano accadrà qualcos'altro. Il fronte balcanico, per le specificità del contesto jugoslavo, voi sapete che lì esplode una guerra civile di dimensioni vertiginose, dettata, influenzata da elementi non solo nazionali, ma anche religiosi. Allora la guerra civile in Jugoslavia è una guerra civile, è una guerra di liberazione per le forze ovviamente della resistenza, ma è una guerra in cui la parte dell'antinazismo, come ho detto, viene dominata sempre più dal Partito Comunista. Poi, se volete, magari mi fate qualche domanda, cerchiamo di capire come mai a guidare la resistenza jugoslava diventa il Partito Comunista, per quali condizioni, per quali... tutto si cerca, no, di spiegare. Fatto sta che il teatro balcanico, vedete, assomiglia al teatro dell'Europa orientale, dove lo scontro predominante è quello fra nazismo e comunismo. E allora, se abbiamo capito come dal 41 in poi la regione alto-adriatica converge verso il teatro balcanico, è come se le grandi tendenze, le grandi dinamiche della seconda guerra mondiale in Europa orientale influenzano anche la nostra regione. La nostra regione. E allora cominciamo a capire come sia più utile, per comprendere quanto avviene qua, lasciar perdere lo scenario italiano. Ma conviene studiare, capire la seconda guerra mondiale in Europa orientale, nel teatro balcanico, per capire quello che viene qua. Allora tante cose cominciano a tornare. Quali, per esempio? Allora, detto che il terzo elemento, quindi, è la radicalità delle opzioni politico-ideologiche. Nazismo-comunismo. Questo scontro naturalmente riduce lo spazio politico per un'altra resistenza che esiste, che è quella italiana, non comunista. E certo, se a scontrarsi sono questi due colossi, diciamo così, lo spazio politico è molto ridotto per la resistenza italiana non comunista. Dicevo, quali sono le cose che cominciano a tornare? Se noi vediamo le vicende alto-adriatiche, come diceva un bellissimo libro di Dan Diner, un grandissimo storico, no? Raccontare il Novecento. Lui dice, smettiamola di guardarlo dalla Torre Eiffel, il Novecento, o da Piccadilly Circus. Cominciamo a guardarlo dalle scalinate del teatro di Odessa. E forse capiamo più cose, o vediamo cose che prima non vedevamo. È la stessa identica cosa. Per esempio, le foibe. Nella storia italiana esistono? Si verificano? Ovviamente no. Ma in Jugoslavia, nei Balcani orientali, ai confini fra Polonia e Ucraina, eccidi simili e comprensibili con le logiche delle foibe accadono? E come? Sono all'ordine del giorno. La risiera di San Sabba, spesso definita come
l'unico campo di sterminio in Italia. Sbagliato, non è l'unico campo di sterminio in Italia, è un campo multifunzionale, no? Che serve più che altro per radunare gli ebrei che poi vengono condotti nelle fabbriche della morte, nelle camere a gas della Polonia, e a concentrare gli attivisti antifascisti italiani, sloveni e croati per eliminarli di massa. Qualche migliaio di persone muoiono. Che cos'è che distingue? La presenza di un forno crematorio. La presenza di un forno crematorio. Esiste una cosa del genere in Italia? No. In Europa orientale esiste? E come? Appunto, e come se esiste? No. Altro avvenimento che viene, noi balziamo agli onori delle cronache spesso per questi tragici fatti luttuosi che appartengono al passato. L'eccidio di Porzus, febbraio 1945, quando una brigata, la brigata Osoppo, cioè non comunista, cattolica, militare, un po' di azionisti, il partito d'azione, viene fatta fuori interamente da una brigata comunista GAP, comandata dalla federazione del PC di Udine sotto l'influenza del Partito Comunista Jugoslavo. Un'altra cosa eccezionale, cioè la resistenza italiana ha avuto degli scontri naturalmente interni, ma mai a livello di spararsi e ammazzarsi uno con l'altro. Ebbene, episodi come quello di Porzus nei Balcani avvengono, sono all'ordine del giorno. Partigiani rossi che ammazzano altri partigiani non comunisti e viceversa, È all'ordine del giorno. Allora vedete come, cambiando ottica, e questa forse è l'acquisizione più importante, no, della storiografia negli ultimi decenni, cambiando ottica tante cose cominciano a tornare. Allora non è più è tutto un casino, tutta un'eccezione quello che succede al confine orientale, no? È tutto strano. Certo, perché se lo guardi da Roma è strano. Ma se lo guardi, appunto, come vi ho detto, vuoi da Praga, vuoi da Kiev, vuoi da Varsavia, le cose si cominciano a capire. Bene, allora, torniamo un po', cominciamo a mettere un po' in fila alcuni nodi, alcuni avvenimenti. Allora, la guerriglia partigiana jugoslava che inizia nel 1942. E come inizia? Inizia subito mettendo in chiaro quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi, appunto, sono certo la liberazione dal nazifascismo, ma sono anche la costruzione di un regime comunista, la rivoluzione e l'annessione di questi territori alla Jugoslavia. Lo dicono subito. Lo dicono dal 1941, poi dopo l'8 settembre 1943, quando crolla l'Italia e qui si instaura il regime nazista, diciamo così, questo Ozak, lo mettono anche nero su bianco. L'obiettivo della nostra guerra è l'annessione di queste regioni alla Jugoslavia. Uno, perché sono obiettivi tradizionalmente inseriti nei movimenti nazionali. Sappiamo, no? Per gli sloveni Trieste quanto è importante, l'Istria croata per i croati quanto è importante, naturalmente. Quindi, ma anche per una ragione rivoluzionaria, una ragione dettata dall'ideologia comunista. Perché? Dove stava la classe operaia in Jugoslavia? Cioè la rivoluzione per un marxista si fa con la classe operaia. Insomma, ce n'era pochina in Jugoslavia. Quindi prendere questi territori significava prendere i cantieri di Trieste. Trieste era una città industriale, le industrie di Trieste, i cantieri di Monfalcone. Significava avere la classe operaia per fare la rivoluzione. Questo era molto molto importante, molto molto importante. Quindi lo dicono chiaro e tondo dall'inizio. E beh, è logico che la resistenza italiana che abbiamo visto emerge nel marzo 43, poi dopo l'8 settembre comincia a formarsi, si creano le brigate Garibaldi comandate dal Partito Comunista Italiano, si creano le brigate Osoppo, Democrazia Cristiana, Partito d'Azione, componente militare, in Friuli. E guardate che anche questo è una cosa, apro un piccolo inciso, una cosa abbastanza particolare delle nostre terre, che i cattolici combattono, i cattolici uccidono. Guardate che
c'è voluta una riflessione anche dottrinaria da parte del clero locale per arrivare a motivare i giovani cattolici a prendere le armi. E perché lo fanno? Beh, perché il nemico è quello che sappiamo, è il mostro nazifascista, e allora a volte bisogna anche combattere, sapete? A volte bisogna anche combattere, perché certo la pace, questo ognuno ha le proprie idee, la pace è importantissima, ma prima di tutto c'è la dignità e la libertà, perché senza la dignità e la libertà anche la pace, secondo me, non è che... Allora, questi qui decidono di combattere, di fare la resistenza, E naturalmente sono ancora più motivati perché si sa benissimo che ci sono i comunisti jugoslavi che certo combattono il nazifascismo, ma hanno delle pesanti rivendicazioni territoriali riguardo anche il Friuli, perché anche la Slavia Veneta, la Venecia, che è il Friuli orientale, è oggetto di quelle rivendicazioni territoriali, fin dal 1866, quando era stata annessa quella regione all'Italia. E ovviamente tutto questo condiziona quindi la resistenza italiana. Nascono le brigate Osoppo, nascono le brigate Garibaldi, che devono mettersi d'accordo in qualche modo, no? Allora che cosa si cerca? Questo lo dico in linea generale, forse sto parlando già da troppo. Si cerca di trovare un compromesso, ovvero, posto che è evidente che c'è questo problema dei resistenti jugoslavi, che sono fortissimi alleati, non ne possiamo fare a meno, ma che vogliono qualcosa che noi non vogliamo dare loro, bisogna trovare un compromesso. Il compromesso, diciamo, che fragilmente si costruisce è quello di dire: concentriamoci sulla lotta e sulla sconfitta del nemico nazifascista, dei confini territoriali e dei destini statali di queste terre parleremo all'indomani della guerra. Su questo equilibrio le cose sembrano reggere, soprattutto nel 1944, quando la resistenza italiana, e non solo quella locale, quella anche guidata a Milano dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, vede bene un accordo con la resistenza jugoslava. Vi ricordo che dal novembre del 1943 l'esercito partigiano jugoslavo di Tito è riconosciuto come alleato delle Nazioni Unite da dopo la conferenza di Teheran. Quindi per il CLN Alta Italia di Milano prendere un accordo con la resistenza jugoslava significa anche prendere dei crediti come classe di governo all'indomani della liberazione. Si trova un accordo nell'estate del 44, viceversa per gli jugoslavi è importante, visto che dopo l'8 settembre 43 non è stato sconfitto il nazismo, loro pensavano, c'era questa illusione che dopo l'8 settembre i tedeschi non fossero così rapidi e così efficienti nel creare l'Ozak, che si potesse creare uno spazio di politico e di potere per formalizzare subito i decreti di annessione, no? Così non è, quindi bisogna prendere accordi con la resistenza italiana per ottimizzare lo sforzo, per mettersi insieme e sconfiggere il nemico. E questo sembra reggere, dà i suoi frutti. Adesso io non mi dilungo, ma voi pensate che nell'estate del 1944, quando quindi i due movimenti nazionali, chiamiamoli così, jugoslavo e italiano, si mettono d'accordo, i benefici a livello locale si avvertono. E come? Si liberano ampie zone di territorio, avete sentito sicuramente parlare, no? Le zone libere della Carnia, dell'Alto Friuli, del Friuli orientale, e vuol dire ci vogliono tante persone, tanti partigiani per liberare zone di territorio così ampie, non pochi. E questa esperienza dura nell'estate del 44 un mesetto, quindi non è tanto importante per quanto dura, ma è importante perché l'Ozak, i nazisti, sono stati sfidati sul loro terreno, hanno dovuto cedere il controllo di porzioni di territorio importanti, e all'interno di questo territorio si è sperimentata la vita politica civile democratica del domani, abolendo una serie di leggi e decreti del regime fascista, impostando anche dei programmi scolastici ispirati ai valori della democrazia. Quindi sono esperienze molto molto significative. Un'altra cosa, un altro effetto, un'altra ricaduta
di questo momento, diciamo, di armonia fra i movimenti di resistenza jugoslavo-italiano. In città come Trieste, come Gorizia, che venivano da un retroterra profondamente segnato dai conflitti nazionali, l'antifascismo riesce a mettere tutti intorno a un tavolo, Allora, quando abbiamo detto prima che dall'antifascismo nasce l'Europa unita, ma è evidente, cioè soltanto se si capisce che cos'era il fascismo, e cioè una dottrina politica che apertamente rivendicava il diritto delle nazioni più forti a sottomettere o eliminare i popoli più deboli, capite che l'antifascismo è il rovescio di questo, e il rovescio di questo riesce a mettere insieme tutti quanti, tutte le nazioni e tutti i popoli. L'Europa unita è antifascista. Tutte le polemiche che a volte siamo costretti a sentire, no? L'ultima, il manifesto di Ventotene, sono idiozie. È ovvio che l'Unione Europea, che la Repubblica Italiana sia stata ispirata anche dall'europeismo del manifesto di Ventotene, no? Ecco. Quindi cosa succede a Trieste e Gorizia? Che in queste città così segnate dal conflitto nazionale, tutti i partiti antifascisti, dai più moderati ai più radicali, riescono per un breve periodo a stare tutti riuniti intorno a un tavolo, a parlare. E chi ha fatto parte di questo tavolo ha lasciato una testimonianza dicendo: è un momento storico, perché mai italiani e sloveni erano riusciti a dialogare, a pensare come costruire il dopoguerra. Il dopoguerra, un bel sogno che è durato poco. Cosa è successo? È successo che nell'agosto-settembre 1944 il Partito Comunista Jugoslavo cambia linea repentinamente. Era un po' nelle cose. Perché cambia linea? Dopo la liberazione di Roma, giugno 1944, ovviamente gli alleati anglo-americani sfondano il fronte italiano, si comincia a capire che la guerra forse non dura ancora così tanto, quindi bisogna prepararsi a essere presenti e vincitori sul territorio al momento della liberazione. Questo a grandi linee. Poi si ha paura anche che gli anglo-americani arrivando, sapete, c'erano le clausole dell'armistizio, gli anglo-americani avrebbero dovuto occupare tutto il territorio italiano al confine del 1939, prima della seconda guerra mondiale. Questo voleva dire che le rivendicazioni territoriali jugoslave, ciaone, no? In un certo senso. E quindi bisognava arrivare prima, occupare, essere presenti e dire: abbiamo vinto noi, questa cosa l'abbiamo presa e ce la teniamo. Allora, per queste ragioni si cambia linea da parte del Partito Comunista Jugoslavo. Si vuole, a un certo punto, avere il controllo totale dal punto di vista politico e militare delle forze di resistenza. E questo mette la resistenza italiana davanti a una scelta out. Accettiamo che a guidare la resistenza con i suoi obiettivi politici, comprese le annessioni territoriali, con i suoi obiettivi ideologico-sociali, la rivoluzione comunista, sia il Partito Comunista Jugoslavo, oppure no? E sapete che il Partito Comunista Italiano prende la scelta di aderire alla linea jugoslava per solidarietà ideologica, internazionalista, di classe, eccetera. Tutti gli altri partiti della resistenza italiana, dell'antifascismo italiano, dicono no. E allora arriviamo, potete capire a cosa arriviamo, no? Ovviamente, arriviamo alla corsa per Trieste, arriviamo alle foibe del maggio del 1945, eccetera. Ma arriviamo, e queste sono storie che ci escono a tutti dalle orecchie, a una cosa forse più interessante da osservare. Un'altra peculiarità, un altro tratto specifico della resistenza alla frontiera altoadriatica, che vedete, smette di essere un conflitto fra antifascismo e fascismo, cioè
no, ho sbagliato, non è che smette di essere, continua a essere fino alla liberazione un conflitto fra fascismo e antifascismo, ma comincia a sovrastarlo, a diventare sempre più pressante il conflitto fra comunismo e anticomunismo. Fra comunismo e anticomunismo. Allora, qual è uno dei tratti particolari che differenziano un altro dei tratti particolari che in qualche modo si preannunciano e si giocano qui in anticipo i conflitti della guerra fredda. I conflitti della guerra fredda. Che altro potrei dire? Potrei dire ancora magari, vorrei sottolineare, mi piacerebbe sottolineare ancora un'altra cosa. Abbiamo parlato di brigate, abbiamo parlato di partiti, però scendiamo di livello, parliamo delle persone. Chi erano i partigiani? Ragazzi che disertavano, che non rispondevano alla chiamata alle armi dei tedeschi, erano dei disobbedienti, giovani, un fenomeno interclassista, perché c'erano giovani borghesi, giovani provenienti da famiglie operaie e partigiane, e artigiane, scusate. Era un fenomeno quindi intergenerazionale, i dirigenti erano un po' più grandicelli, non so, i capi della resistenza erano persone a volte anche mature, e invece la massa del partigianato era composto da ragazzi e da ragazze. Perché attenzione, solo adesso, no, si comincia a studiare la partecipazione femminile alla resistenza con occhiali senza pregiudizi, perché normalmente si diceva sì, ci sono state, no, le resistenti, ma cosa sono state? Staffette, no? Il messaggino nascosto nel reggicalze, no? Ecco, eccetera, eccetera, eccetera. Non è così. Sono state donne combattenti, donne partigiane, donne dirigenti politiche. Allora pensate Ondina Peteani, Alma Vivoda, Laura Petracco, che poi sarà impiccata in via Ghega, no? Il 23 aprile 1944, che gravitavano intorno al Partito Comunista. Ma Paola Del Din? Ne avrete sentito parlare di Paola Del Din? È ancora viva, 102 anni, Brigata Usoppo. E non era una staffetta. Sapete che cosa vuol dire staffetta? Trasmettere le comunicazioni tra una brigata e l'altra, tra un centro politico e l'altro. Significa essere un ufficiale di collegamento. Significa essere un operativo dell'intelligence. Insomma, quindi questo ruolo comincia a essere ad apparire un po' più rilevante, ecco, no? Quindi donne. E poi chi erano ancora i partigiani? Anche quelli della Usoppo, no? Che non era sicuramente comunista, l'estrazione sociale era la stessa, contadini o operai, no? E che cosa ci hanno dato? Ci hanno dato un sacrificio enorme. Se parliamo poi di effettivi, qui se sommiamo le brigate italiane ai grandi corpi armati dell'esercito partigiano jugoslavo, il 7° Corpus, il 9° Corpus, parliamo di 30-40 mila effettivi, 30-40 mila, sono tanti per una regione, diciamo così, vasta, ma comunque delimitata, no? Prendiamo sempre l'Ozac come punto di riferimento. In Italia si va a ondate, si passa da 30.000 nella primavera del 44 a 50.000 nell'estate, a 80.000 nell'autunno del 44, poi dal febbraio-marzo del 45 ci si ingrossa a centinaia di migliaia, no, di partigiani. 30-40.000, qui fate le proporzioni. Numero di caduti sono circa 9.000 i caduti di quest'area, quelli che hanno pagato il tributo di sangue alla sconfitta del nazifascismo, e le vittime italiane sono 44.000 circa. Anche qui è un rapporto enorme, se pensate, 9.000 su 44.000. Il fatto se queste cose così anche macroscopiche non sono entrate nella coscienza collettiva, dobbiamo tutti farci un po' una domanda, che ovviamente riprende alcune considerazioni che ho fatto all'inizio su quanto la resistenza fosse non studiata neanche,
storiche, no? Un po' ingabbiata nel mito, un po' un qualcosa su cui a prioristicamente attaccare, dalla destra, dall'opinione moderata, eccetera, eccetera. Però adesso queste cose si sanno e bisognerebbe insomma metterle anche un po' al centro di un discorso non solo storiografico. No? Vi ringrazio per l'attenzione. Io penso che prima di qualsiasi altro intervento, se volete fare delle domande, eccolo, aiuto, sono bloccata qua. Ma si sente? Glielo porti tu il microfono? Per la diretta. Ah, ok. Buonasera, sono Alberto Costoli. Io ero ad ascoltare la presentazione del libro di quel suo collega di Udine l'altra settimana. Certo. E voglio fare riferimento a quell'episodio e quindi voglio fare una domanda sulla strage di Porzus, di cui lei ha fatto cenno anche oggi. Io mi sono, dopo quella presentazione di quel libro, mi sono scontrato con l'entourage di quella signora che era intervenuta. Ecco. Non mi stupisce. No, beh, sì, ok. E la mia domanda è questa: siccome io ritenevo anch'io di conoscere quantomeno a grandi linee quell'episodio di quest'area e mi sono sentito esporre tesi per me nuove, ecco, diciamo nuove, ovvero sia riguardanti anche la partigiana del DIN, tra l'altro, individuata come agente dell'imperialismo. Sì, Gladio, eccetera, e i partigiani dell'Osoppo come fondamentalmente collusi con i fascisti, con i nazisti e con la Decima Massa. Ecco, io volevo, se lei mi chiarisce questo punto qui. Sì, senza problemi. Allora, grazie. In una fase, quella della fine del 44, proprio alla vigilia della strage di Porzus, ci sono dei contatti voluti dalla Decima Mas verso alcuni esponenti della divisione, della brigata Osoppo. Alcuni capi della Osoppo non chiudono a prioristicamente le porte, ecco, riferiscono tutto alla missione britannica, un argomento di cui non abbiamo parlato, ma non si può parlare tutto, il ruolo che hanno le missioni militari, britannica, americana, ce n'era anche una sovietica e così via. Perfino il maggiore della missione britannica non dice di no a priori, si rivolge ai suoi superiori nel centro operato che dicono non se ne parla, e questa cosa non ha seguito, semplicemente non ha alcun seguito. Niente. Sì. C'è qualche altro intervento, domande, curiosità? Prego. Allora, ringraziando il professor Cassa per l'ottimo discorso, come sempre. Allora, lei ci ha parlato molto di differenze, influenze ideologico-politiche tra le due resistenze e anche questo mescolarsi. La mia domanda e curiosità è più sulle dinamiche logistico-organizzative e di quanto la resistenza jugoslava, per lo più organizzata dal basso, abbia influenzato quella italiana. Sì, allora sono temi importanti dal punto di vista logistico, strettamente logistico, quindi come mangiavano i partigiani, come si curavano le medicine, le armi, il mangiare. Ovviamente se abbiamo richiamato quella dimensione numerica lì, questo a parte che schiude anche ovviamente una considerazione sul supporto sociale che c'era alla resistenza, perché chi dava da mangiare se non i contadini, chi riforniva le armi se non i farmacisti che a rischio della vita, dell'arresto, fornivano le medicine. E poi c'era tutto un apparato logistico infrastrutturale di rifornimento, si chiamava intendenza Montes, che aveva come centro nel Basso Friuli e che riforniva tutta la resistenza di questa regione. Povero Montes è anche finito poi torturato e fucilato al carcere di
di Palmanova, con i fratelli Fontanot avevano un ruolo molto importante loro all'interno, ma era una macchina organizzativa che non poteva funzionare senza il supporto di grandi parti della società. Quindi questo mi permette di dire che la resistenza, la lotta di liberazione non è stato forse un movimento egemonico, perché un'altra cosa che sarebbe da approfondire il consenso che i nazisti avevano. Il consenso che i nazisti avevano. Questo grazie per la domanda, perché mi ha aperto altre finestre. Cioè, scegliere di resistere in una città come Trieste, per esempio, significava andare altro che controcorrente, perché il dato difficile da accettare è che probabilmente la maggioranza della città sotto i tedeschi stava bene. I tedeschi battevano la gran cassa della propaganda, della nostalgia asburgica, che seduceva ampi settori della nostra città. Quindi scegliere di resistere, fare la resistenza era una scelta minoritaria che nel 1944 non si sapeva mica come sarebbe andata a finire. Quindi era una scelta eroica, diciamolo chiaro e tondo, era una scelta eroica. Dal punto di vista organizzativo invece più politico, la resistenza jugoslava funzionava effettivamente in modo molto molto diverso rispetto alla... ma perché gli obiettivi erano diversi. Lì bisognava costruire la rivoluzione, fare la rivoluzione e costruire uno Stato comunista, quindi l'alleanza con tutti i movimenti, i partiti antifascisti doveva essere impostata in un altro modo rispetto all'Italia. Cioè, l'Italia aveva i CLN, i Comitati di Liberazione Nazionale, tutti i partiti antifascisti con lo stesso ruolo, lo stesso potere, riuniti in questi comitati. E il Partito Comunista Italiano, che la rivoluzione non la doveva fare, perché Togliatti non doveva fare la rivoluzione in Italia, accetta questo schema pluralistico, germe della futura democrazia. In Jugoslavia, dove l'obiettivo non era costruire una repubblica parlamentare democratica, ma era uno Stato comunista, non si stava tutti con lo stesso ruolo nei comitati di liberazione che avevano vari nomi, no? Come venivano dallo Svobodilna Fronta. E i comunisti come facevano a dominarli? Dicendo che c'erano vari modi di costruire questi fronti nazionali, fronti popolari. Un conto era quello che riuniva solo i partiti, come in Italia, ma poi all'interno dei fronti tu potevi fare entrare anche le organizzazioni di massa, su cui i comunisti erano maestri nell'organizzare, le associazioni di categoria, tutti i tranvieri, tutti i postini, i giovani, le donne, grandi organizzazioni di massa all'interno dei fronti, controllate dai comunisti. A quel punto i non comunisti si trovavano in minoranza, capite? E questo era il fronte dal basso, no? Che sarà poi Togliatti, sapete quando nel 47 l'aria cambia e scoppia la guerra fredda, quanto sarà accusato, no, dal Partito Comunista Jugoslavo di non aver fatto il fronte nazionale dal basso, di aver concentrato l'attività politica nel Parlamento, insomma gli dicono sei un brutto riformista, ed era un insulto grave fra comunisti, no? Era un insulto grave. Grazie. Sì, Paolo. Ma volevo solo approfittare per ringraziarti di aver accettato il nostro invito e poi, come ricorderai, appunto dal 2011 al 2016 abbiamo frequentato un'aula che riservava e riserva sempre grosse sorprese, dibattiti più o meno intelligenti, e in quel periodo anche su questi temi qua era emerso uno scontro, diciamo, politico, e non voglio entrare poi nel merito politico dello scontro, tra appunto su Trieste, su quando Trieste è stata liberata, quando è stata effettivamente liberata, e quindi con la problematica che era sorta con l'occupazione da parte dei comunisti jugoslavi,
Allora, dal punto di vista storico, su questo punto volevo avere, diciamo, la tua versione, ecco, al di là poi del... senza andare ad approfondire il confronto politico che c'è stato all'epoca, che credo che purtroppo ci sarà sempre, perché come diceva anche ieri Massimo durante la conferenza stampa, una cosa è la storia, un'altra cosa sono le memorie che difficilmente saranno condivise. Ecco, grazie. Grazie a te. Ma allora, tecnicamente Trieste è stata liberata tra il 1° e il 2 maggio, no? Quando arriva il 1° maggio il nono corpus jugoslavo, attenzione, non abbiamo parlato di cosa succede il 30 aprile, qui, no? Che potremmo stare ancora, avete voglia? Stiamo 2 ore. Il 30 aprile ci sono 2 insurrezioni qui parallele. C'è quella guidata dal CLN, cioè la Resistenza Italiana Non Comunista, e quella guidata da Unità Operaia, che sono i comunisti italiani e sloveni. 2 insurrezioni parallele, caso unico in Europa, non solo parallele, ma concorrenziali, non ancora confliggenti, lo diventano dal 1° maggio, quando il CLN è costretto a ritornare in clandestinità, perché molti suoi membri sono arrestati dagli jugoslavi, eccetera, eccetera, ma concorrenti, 2 progetti completamente diversi, no? Un'Italia liberal-democratica da una parte e una Jugoslavia comunista dall'altra, sostanzialmente. E allora, quindi tecnicamente il 1° maggio arrivano gli jugoslavi, i tedeschi non gli danno la resa, non avevano nessuna intenzione di arrendersi ai partigiani jugoslavi, aspettano l'arrivo dei neozelandesi, che il 2 giugno, come aveva detto Churchill, siamo riusciti a mettere un piede nella porta, e arrivano i neozelandesi a cui i tedeschi consegnano la resa. Quindi tra il 1° e il 2 maggio Trieste è liberata dal nazifascismo. Cosa succede subito dopo? Che le autorità jugoslave, che detengono ancora l'amministrazione politico-civile della città, essendo arrivati prima e avendo già organizzato prima dei poteri, degli organismi di controllo, di potere politico, attuano quello che avviene nel resto della Jugoslavia. E cioè, si deve fare il regime comunista. Fare il regime comunista significa che fascista è chiunque non sia comunista. Fascista è chiunque non sia comunista. Tanti lo sono stati. Altri, anche se non fascisti, vengono accusati di essere fascisti perché non sono comunisti. E in quanto tali bisogna eliminarli prima. Farli sparire in qualche modo, comunque neutralizzarli. Quindi quello che succede a Trieste è un piccolo spicchio di quello che succede nel resto della Jugoslavia. E le vittime in Jugoslavia di queste giornate successive alla liberazione, ci avviciniamo alle 100.000, dagli 80-90.000 persone, fascisti naturalmente, collaborazioni, ma anche gente che non voleva il comunismo, semplicemente. No? A Trieste succede in scala ridotta la stessa cosa. Fino a quando? Fino alla metà di giugno, più o meno, potremmo dire 9 giugno, 12 giugno, no? Quando Tito è costretto a sloggiare da Trieste, ma attenzione, è costretto a sloggiare, certo, perché Truman, insomma, è un presidente che aveva... ci siamo capiti. Churchill, sappiamo, ma chi è che fa realmente sloggiare Tito da Trieste? Ci sono leggende, no? Che ci dipingono Tito che aspetta tutta la notte che il telefono squilli e che Stalin gli dica: vai compagno, resisti, non cedere, stai a Trieste. Ma la telefonata non arriva perché Stalin ovviamente non vuole affatto rischiare un conflitto con gli alleati anglo-americani per un teatro di cui Trieste cosa gliene può interessare, diciamo così, a Stalin. Altro discorso, quindi se le cose tecnicamente vanno così, altro discorso è la percezione dei triestini. Quindi per la città slovena, la città operaia soprattutto, la liberazione è quella del 1° maggio. Quando arrivano gli jugoslavi che vogliono fare il comunismo, è bene andare in Jugoslavia. Cioè, tanti operai non sono mica sloveni, ma per ragioni ideologiche vogliono costruire il comunismo, quindi ben venga che arrivi la Jugoslavia. Per la maggior parte dei triestini la liberazione non è il 1° maggio, la liberazione è quando finiscono questi 40 giorni, il 9-12 giugno 45, insomma, punto.
Qualcun altro? Aldo. Io ho studiato più superficialmente ovviamente questi argomenti recentemente a scuola e sono stato particolarmente stupito dalla sistematicità delle azioni di resistenza tra il 44 e il 45, come lei ha detto. In particolare il fatto che per esempio Palmiro Togliatti, mi pare nel marzo del 44, dopo ben 18 anni di esilio in Unione Sovietica, Certo. torni, riesca a coalizzare le varie espressioni della CLN e riesca addirittura a convincere a fornire un appoggio a Badoglio e a Re, no? È un evento che dà un'idea di azione sistematica, omogenea, che mi ha stupito fortemente. E allora mi chiedo, una domanda abbastanza generica, ci sono alcuni fattori che hanno permesso ciò, oltre a quello ormai conosciuto del metus hostilis, che già dai tempi di Sallustio, nel Bellum Jugurthinum, scusi, si sa quanto sia importante, no? Però mi chiedo, ci sono altri fattori, altri elementi che hanno permesso una tale sistematicità progressivamente sempre più intensa e poi ovviamente... Come partecipazione alla resistenza, dice? Non ho No, capito. proprio l'omogeneità delle azioni dei vari movimenti della CLN, cioè il fatto che abbiano agito in maniera così unita, così omogenea. Beh, appunto, il fattore, sì, direi che, grazie per la domanda, direi che il fattore principale è appunto l'antifascismo a livello ideologico. Parliamoci chiaro, anche questi dirigenti che stavano a Milano nel CLN Alta Italia era gente che aveva dovuto passare l'esilio, il confino, che aveva amici pestati, massacrati di morte dai fascisti oppure uccisi, insomma, quindi erano tutti antifascisti. L'antifascismo unisce, ma la discriminante è la posizione che prende il PCI italiano, che sta con loro e non vuole prevaricarli, perché la linea non è quella di fare la rivoluzione. Direi che questo è il punto. Altro appunto, quindi direi che c'erano anche molti legami amicali, solidali fra queste persone che in buona parte si conoscevano già da prima e avevano affrontato esperienze durissime, quindi erano molto cementati e motivati, no? C'è qualcun altro? Prego. Massimo, vogliono te. Fai l'intervento. Ok. Intanto buonasera a tutti e ringrazio naturalmente il Movimento 5 Stelle per questa iniziativa. Noi ci siamo chiesti come Comitato 25 Aprile come queste iniziative possano aiutare ad una miglior comprensione di quella che è stata la storia. Provo a dire allora questo, prima è stato citato. Io sono figlio di una donna dell'Istria, magari qualcuno potrebbe anche chiedersi cosa fa un figlio di una donna dell'Istria dentro il Comitato 25 Aprile che porta i valori della resistenza eccetera, perché non ho mai pensato che la memoria della mia famiglia necessariamente sia corrispondente ad un giudizio che noi diamo della storia, e il giudizio a mio avviso lo si esprime sulla base del fatto che chi porta con sé un pezzo di memoria non è richiesto lo studio della storia, di documentazioni eccetera eccetera, sulla quale poi si esprime un giudizio storico. E quindi io partirei da questo, ma noi siamo dei nostalgici oggi a parlare di questioni che riguardano la resistenza, i partigiani eccetera. No, io penso che questo sia assolutamente attuale, perché la nostra generazione sta vivendo uno dei periodi più lunghi di pace che sono presenti in Europa, al di là delle guerre insomma in Jugoslavia eccetera. Però non è che sia tutto scontato. Il tema che il Comitato 25 Aprile, che raccoglie circa 30 tra associazioni culturali, partiti e sindacato, nasce innanzitutto a Trieste per ovvi motivi. Uno, per la complessità che Trieste naturalmente ha e che il professor Carsen ha spiegato.
ma perché Trieste naturalmente vive una condizione oggi particolare, perché noi diamo per scontate molte cose, ma innanzitutto partiamo da un'analisi. Il mondo sta cambiando e sta cambiando molto velocemente. Ci sono nuovi equilibri geopolitici, proprio come successe nel 1945, e non tutto è così più scontato. E guardate che oggi c'è la corsa rispetto a quello che noi stiamo vedendo con Trump e naturalmente con tante altre nazioni, all'accaparramento di quelle materie prime che ti stanno consentendo il salto tecnologico che sta già avvenendo e che avverrà nei prossimi anni, con questi nuovi equilibri geopolitici che mettono in crisi le democrazie. Oggi le democrazie non sono così più salde, diciamo, rispetto a 20-30 anni fa. E quindi vediamo un scivolamento verso delle autarchie anche di paesi, diciamo, che guardiamo l'Ungheria, ma io penso che anche in Italia abbiamo qualche problemino, perché sta passando dal punto di vista culturale in questo paese che chi governa comanda, che è diverso che governare. Guardate, non è che tutto si risolva semplicemente al momento del voto, che è atto importante, è legittimo, democratico. Qui nessuno disconosce, ad esempio, che la destra è stata votata in questo paese e ha il diritto di governare. Il problema è quando qualcuno mette in discussione i famosi pesi e contrappesi che fanno sì che questa allora si chiami democrazia, perché, ripeto, non si risolve tutto nel voto. E allora i giudizi servono, e servono queste iniziative proprio perché la conoscenza dei fatti ti permette meglio anche di esprimere un giudizio, altrimenti siamo quello che stiamo vedendo oggi, a delle pillole, anche a dei giudizi sommari senza nemmeno la conoscenza dei fatti. E allora io provo a dire una cosa, partiamo da un presupposto: se c'è una guerra nella storia che ci ha insegnato quale fosse la parte giusta dalla quale stare, beh, io penso questa sia la seconda guerra mondiale. Io su questo non ho dubbi. Questo non significa che naturalmente che una guerra che ha prodotto 50 milioni di morti non abbia prodotto anche fra i cosiddetti liberatori determinate condizioni, diciamo, che andavano oltre a quello che fosse la giustizia dal punto di vista sociale, dal punto di vista, ecco. E naturalmente serve proprio lo studio da parte degli storici per far emergere questo e per discutere. A me piacerebbe una discussione come questa, anche a livello politico. Guardate, io ho visto, lo dico, questa mattina il sindaco di Piazza. Io sono imbarazzato per il sindaco, perché non si riesce a fare una discussione seria su un tema serio come questo. Ma noi possiamo ridurre la questione della giornata della liberazione ad una discussione come quella, per chi ha avuto oggi la possibilità di assistere, fatta dal sindaco di Piazza? A me piacerebbe onestamente, uno, che si sapesse esattamente cosa sia la storia, poi si possono avere anche opinioni differenti. Ma al di là di questo, poi ripeto, a me non ha mai convinto, dico la verità, l'operazione Violante Fini sulle memorie condivise. Io non penso che necessariamente le memorie possano essere sempre comunque condivise. Altro tema è la pacificazione. Sì, questo è un altro tema. Ma l'altro tema è che la storia. Certo. Memorie divise, ma la storia bisogna saperla. E quindi oggi, riportato al 2025, a noi cosa interessa sostanzialmente? Il Comitato 25 aprile non nasce contro qualcuno, non nasce contro qualcosa. Noi in tutti questi mesi non abbiamo mai richiesto di disconoscere altre cerimonie, di togliere patrocini, di togliere finanziamenti a pezzi di memoria che sono parte di questo territorio. Ce ne sono anche altri però. E io qui mi sento di dire questo, di denunciare questo, che è quello che abbiamo denunciato ieri. All'interno di una complessità ulteriore che Trieste purtroppo porta con sé, questa giunta è chiaro che nel momento in cui gli si richiede di festeggiare la liberazione, il patrocinio non è quello che ha detto oggi sostanzialmente il sindaco, ma sono un simboletto. No, è il riconoscimento politico del fatto che anche a Trieste si possa festeggiare la liberazione. Perché? Cosa festeggi tu nel momento in cui tecnicamente c'è il 25 aprile? La liberazione di tutta Italia? No. Ci sono città del meridione che erano, non dico già stufe, ma che erano già state liberate nel 1943, e ci sono altre città. Tu sostanzialmente individui nel 25 aprile del 1945 l'insurrezione a Milano, il Comitato di Liberazione. Benissimo, un simbolo, esattamente. Tu festeggi un simbolo di liberazione del nazifascismo. Lo può e lo deve festeggiare anche Trieste, certo. Un secondo dopo affronteremo anche i temi che riguardano questo territorio, ma noi ragioniamo allora su due equilibri differenti, su due piani distinti. Una cosa è la liberazione dal nazifascismo, 50 milioni di morti circa nel mondo. Una cosa sono le questioni che riguardano l'Alto Adriatico, altrettanto importanti, però ragioniamo su piani diversi.
E allora da questo punto di vista è chiaro che noi porteremo avanti un'azione politico-culturale, perché il secondo punto è come in questa città, esattamente quello che stiamo facendo oggi, si fa cultura. Si riesce a parlare in particolar modo con le giovani generazioni, ma più in generale con la cittadinanza, rispetto ai temi della liberazione che hanno naturalmente delle questioni di attualità assoluta, perché non è che è solo un fenomeno, come posso dire, di nostalgia, no, lì ci sono le basi della nostra Costituzione, del fatto che oggi noi viviamo in una repubblica, non nazione, in una repubblica democratica. Per questo noi festeggiamo il 25 aprile, o almeno dal nostro punto di vista, e si ricorda naturalmente chi ha dato la vita per ciò che oggi noi possiamo godere di una democrazia compiuta e di vivere all'interno di una repubblica. Per cui il Comitato 25 aprile semplicemente ha rivendicato il fatto che in una città complicata e complessa, anche con sensibilità e memorie differenti, si possa e si debba festeggiare la festa della liberazione. Quindi il fatto che questo comune, anzi la giunta comunale, non l'assessore, ma la giunta comunale abbia deciso, significa per noi che qualcuno all'interno di quella giunta comunale non ha ancora fatto i conti con la storia, non li ha fatti, e allora l'operazione, che è stata un'operazione buona qui dei due presidenti, però è compiuta solo se vi è riconoscimento anche in questa città di reciproche sensibilità e anche memorie distinte. Trieste non è solo la foiba, Trieste è anche la comunità slovena e anche tanto altro, la complessità esattamente che il professor Carsen ha spiegato, e quindi da questo punto di vista noi abbiamo ideato tutta una serie di iniziative dal 1 gennaio al programma fino al 31 dicembre. Aggiungo anche, a me fa piacere che la Giunta faccia il pieghevole e che presenti il pieghevole. Peccato, attenzione, che senza le iniziative come quelle di oggi da parte del Comitato 25 aprile, da parte dei comuni cosiddetti minori, non è una bella parola, ma dei comuni diciamo che sono presenti a Trieste, e di altre, come posso dire, soggetti come ad esempio l'IRSS, l'Istituto Storico della Resistenza eccetera, di fatto non vi è alcuna regia da parte del comune che vuol tenere ancorata questa città alla sola commemorazione, che per quanto ci riguarda è atto dovuto, necessario ma non sufficiente. E quindi da questo punto di vista noi ci poniamo questo obiettivo di aprire una discussione, perché guardate, questa non è la nostra interpretazione. Oggi c'è chi usa strumentalmente non un fatto che non sia storicamente vero ed accaduto, perché qui non c'è nessun negazionista. Foibe ed esodo sono naturalmente fenomeni complessi che andrebbero studiati, perché ma tecnicamente, e che sono stati studiati e che vengono studiati tuttora, ma che tecnicamente oggi noi pensiamo questa destra lo utilizzi strumentalmente per fare delle operazioni come quelle che sono state fatte anche su questo territorio, l'equiparazione delle responsabilità tra nazifascismo e naturalmente chi invece ha combattuto per la resistenza e l'antifascismo. E questa è un'operazione che noi non possiamo consentire, perché i giudizi storici sono chiari. Poi esiste anche il revisionismo, ma il revisionismo inteso che se ci sono nuove documentazioni, nuove verità storiche, allora il revisionismo è una cosa alta e nobile, perché naturalmente nulla è necessariamente, ma ad oggi, come posso dire, dal punto di vista storico, il giudizio sulla storia, su ciò che ha rappresentato il nazifascismo è molto chiaro. Dopodiché, il Comitato 25 aprile richiede patenti di antifascismo o meno? No, non serve. Chi vuole festeggiare festeggia, chi non vuole festeggiare non festeggia, chi si sente antifascista si sente antifascista e chi non si sente antifascista ce ne faremo una ragione. Però da questo punto di vista, ripeto, oggi è importante tenere un punto fermo. Questa è una repubblica democratica e guardate, non è così scontato oggi essere partigiani, perché io sono iscritto agli ANPI ma non sono un partigiano, parteggio perché ho ben chiaro quali sono i punti fondanti di questa nostra Repubblica. E allora da questo punto di vista avere coscienza di ciò che è stata la storia e di ciò che sarà la storia che noi abbiamo davanti, io penso che ci si debba impegnare tutti quanti. Poi in democrazia, perché questa è la democrazia, si possono avere opinioni differenti, ma mi piacerebbe una discussione come quella di questa sera, in cui innanzitutto le persone possano esprimere legittimamente anche giudizi
diversi, perché anche tra storici penso ci possano essere interpretazioni differenti, ma sulla base del fatto che almeno le persone siano informate rispetto ai fatti, perché sento tanti giudizi, perché purtroppo questa è la società odierna, ma anche tanto, come posso dire, ignoranza nel senso buono del termine rispetto ai fatti storici. Quindi io penso che l'operazione che noi stiamo facendo a Trieste sia un'operazione alta e nobile, che va portata avanti, che non si concluderà con l'80° anniversario, che peraltro per quanto ci riguarda non inizia e finisce solo il 25, dura tutto l'anno. L'operazione è quella culturale, perché guardate, a me spaventa che ci siano persone, lo dico in maniera molto chiara, come l'ex onorevole Megna, che porti il fascio di luce nelle scuole. Sul fascio non ho dubbi, sulla luce magari un po' meno, perché tecnicamente diventa pericoloso nel momento in cui si dà una versione della storia che non è quella corrispondente ai fatti. Allora, da questo punto di vista io mi sento di dire che il Comitato 25 Aprile ha posto le basi per una discussione che si apra in questa città, si apre in maniera seria. Perché guardate, quando io sento il sindaco che dice che l'operazione dei 2 presidenti è stata prodotta dal Comune di Trieste, mi viene da ridere. Se pensiamo veramente che un sindaco di Trieste sia l'artefice del fatto che 2 presidenti si incontrino a Trieste, beh, siamo le supercazzole. Cioè, ci mancherebbe altro che il presidente non partecipasse, diciamo, a quel tipo di iniziativa, ma penso che l'iniziativa nasce da rapporti tra i 2 stati a livelli molto ben più alti. Quindi da questo punto di vista io ringrazio il Movimento 5 Stelle per questa iniziativa, è naturalmente solo una tappa di tutte le iniziative che tutti i soggetti che sono presenti sono al loro interno. Invito naturalmente tutte le persone alla Festa della Liberazione, prima alla cerimonia della Resiera. Ecco, do anche un'informazione, alle ore 9 noi avremo prima la commemorazione del monumento ai caduti, che è in zona Sant'Anna, zona cimitero per capirci. Da lì partirà un corteo che arriverà naturalmente alla Risiera di San Saba e poi naturalmente faremo le nostre valutazioni che sono ancora in piedi, perché rispetto alle questioni, come posso dire, organizzative relative all'accesso io segnalo questo. Allora, quel monumento io penso per tutte le persone che entrano all'interno della Risiera sappiano esattamente cosa è corrispondente. In tutti questi anni non è mai successo un problema di ordine pubblico al suo interno. Noi poniamo un tema perché riconosciamo il diritto alle forze dell'ordine di fare tutte le verifiche e di garantire l'ordine necessario. Certo, segnalo quello che esattamente la professoressa Catalan ha segnalato ieri, che noi oggi siamo di fronte a un unicum, cioè che penso sia l'unico monumento che sostanzialmente ha un livello di verifica e di controllo dell'accesso di questo genere. Ecco, su questo io capisco anche le questioni che riguardano l'ordine pubblico e per chi fa sindacato come me è chiaro che esistono anche delle norme di sicurezza eccetera. Certo che è abbastanza triste vedere persone che hanno perso i propri carri all'interno della Risiera magari non poter entrare con un vaso di fiori o con altro perché tecnicamente non gli è. Ecco, io penso che alcuni eccessi e un po' di buonsenso aiuti tutti quanti. Naturalmente non ci saranno problemi di ordine pubblico per quanto riguarda il Comitato 25 Aprile perché è composto da soggetti che assolutamente rispettano questo, ma la rivendicazione politica è forte sì. In questa città è molto forte. Io penso che bene stia predisponendo il percorso il Comitato 25 Aprile, non togliendo nulla a nessuno, ma volendo fare una discussione aperta sulla questione dei valori della resistenza e soprattutto su ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Io vi ringrazio, dovrò scappare per qualche istante. Grazie a te Massimo. Grazie. Resta pochissimo da dire, pochissimo perché Massimo ha detto più della metà delle cose che volevo dire io. E quindi mi è complicatissimo ripartire da qualche parte. E io ripartirei dal fatto che l'hanno detto un po' tutti, in questo periodo la storia viene tirata per la giacchetta da tutte le parti. C'è chi dice che il periodo che stiamo vivendo ricorda i prodromi della prima guerra mondiale, chi parla della seconda, ma alla fine il periodo che stiamo vivendo e il 25 aprile in particolare qui a Trieste stanno portando una serie di memorie familiari più che personali, che solitamente non corrispondono affatto all'analisi storica, e
E quello che spaventa di questo periodo è la rilettura continua della storia e la mistificazione continua della storia, delle volontà, degli indirizzi storici. Abbiamo avuto 2 casi eclatanti molto recentemente, uno è la polemica sul manifesto di Ventotene e i continui attacchi alla Costituzione, frequentissimi. Ora, questi sono, credo, i 2 più importanti documenti dell'antifascismo in Italia. È abbastanza interessante, qualche settimana fa, grazie all'organizzazione della CGIL, sono andata a sentire Bersani. Bersani ha detto una cosa che mi ha interessato, ha detto: prima di instaurarsi ogni regime cerca di riscrivere la storia precedente, il che mette i brividi rispetto a quella che è la situazione italiana. Ora, io non credo che la situazione italiana, per quanto pesante possa sembrare in questo momento, sia il prodromo di un nuovo fascismo. Certo è, ed è una cosa che sta succedendo da quasi 2 decenni, è che la nostra democrazia sta cambiando e non in meglio. Prima si parlava della Costituzione. La Costituzione è il baluardo che difende il vivere democratico di questa nazione. È un testo immenso, nel senso che ci mette a disposizione una serie di strumenti onnicomprensibili, direi, per difendere il nostro stile di vita democratico, la nostra libertà di pensiero e di opinione. Ed è una cosa importante che fa la Costituzione, è quella di separare molto precisamente i poteri dello Stato. Ora, sono quasi 2 decenni che l'esecutivo fa il legislativo e sono quasi 3 decenni che l'esecutivo attacca il potere giudiziario. Noi abbiamo un grosso problema di gestione dei poteri dello Stato e io credo che incontri come questo siano importantissimi perché ci permettono di focalizzare da dove viene quel documento, qual è il valore che ha e l'impegno che bisogna metterci a difenderlo e ad applicarlo, perché al di là di tutte le riconsiderazioni storiche, noi abbiamo bisogno di difendere la Costituzione in primis, che nasce dall'antifascismo ed è un documento profondamente antifascista. Ora, la riscrittura della storia offre tutta una serie di momenti interessanti. Ultimamente, soprattutto i membri del governo sono usciti con delle dichiarazioni meravigliose, il cui sottotitolo è sempre quello che gli unici morti che noi dobbiamo piangere sono i morti italiani fascisti. In queste terre è una frase aberrante e purtroppo risuona nelle coscienze e nelle famiglie come assolutamente vera e credibile. La storia si riscrive in moltissimi modi. Io non sono uno storico, sono laureata in architettura, ma esiste un modo di riscrivere la storia anche fisico. Prima si citava Menia. Qualche tempo fa Menia propose di intitolare delle strade, degli spazi pubblici a Trieste ai caduti o ai combattenti della Repubblica di Savoia. Ora, equiparandoli completamente ai caduti della Resistenza. Questo è un modo fisico di riscrivere la storia. E a proposito di Prima Guerra Mondiale, a me viene in mente l'immediato dopoguerra della Prima Guerra Mondiale, quando tutte queste terre qua erano critiche particolari, problematiche, perché multietniche, e bisognava assolutamente passare un velo di italianità su qualsiasi cosa, e lo si faceva anche fisicamente, quindi apparivano dei leoni di Venezia incongruenti sul castello di Gorizia, che mai veneziano era stato, e venivano riempite non mi viene il nome dell'albero, non sono pioppi, sono quelli che stanno nei cimiteri, cipressi. Venivano riempite di cipressi delle strade periferiche per farle sembrare strade toscane.
E questo modo di riscrivere anche fisicamente la storia è estremamente evocativo e ci siamo in mezzo perché le cose capitano anche fisicamente a Trieste. Mi viene in mente la statua di D'Annunzio in centro. Cosa c'entra D'Annunzio con Trieste? Eppure ce l'abbiamo lì col rialzo, perché non sono neanche riusciti a fargli toccare terra coi piedini, e ce l'abbiamo lì. Assomiglia più a Luciano Spalletti. Sì, è vero. È vero. E quello che spaventa a me è che tutto questo sa di propaganda. E quando si può parlare di propaganda vuol dire che dietro c'è una forza. Ed è la forza che siamo chiamati a contrastare. Grazie. Bene, siamo a posto, no? Sì, siamo riusciti a dire tutte cose diverse. Grazie. Grazie.